Buonasera e benvenuti con l'informazione di Telefriuli. In apertura la notte brava degli austriaci a Lignano. Alcol a fiumi, imbrattamenti, vandalismi fino alle 5 del mattino. Questo è avvenuto ieri sera, lo vedremo tra poco tra le immagini. Sentiremo anche il sindaco di Lignano che tuona situazione intollerabile. Per stasera rafforzati i controlli. Primo servizio della giornata. Un palo della luce usato come un albero della cuccagna, arredo pubblico e piante divelte, gente a terra presa dai fumi dell'alcol e nessun rispetto per le norme antipandemiche. È la notte brava degli austriaci a Lignano Sabbiadoro, che ha fatto arrabbiare gli stessi residenti, alle prese con una notte insonne e il primo cittadino della località balneare. Una situazione, intollerabile questa, che non si è mai verificata nelle giornate del Corpus Domini, che generalmente sono delle festività austriache che vengono utilizzate da parte della popolazione austriaca e in particolare da parte delle famiglie per venire all'interno della nostra località. Proprio perché il Corpus Domini richiama le famiglie austriache, nessuno pensava che la situazione degenerasse. Gli operatori turistici non mi hanno rilasciato dei segnali di alert in modo tale da anche prevedere una organizzazione confacente alla situazione. Verranno rafforzati i controlli con l'appello a moderare i toni. Io ho parlato con il questore e con le altre forze dell'ordine per cercare di organizzare un servizio immediatamente anche per la serata di questa sera. Chi vuole passare una vacanza a Lignano sa che la passerà in sicurezza con determinate misure e potrà quindi usufruire di servizi di qualità. Tutti i locali, insomma, devono anche essere in grado di far rispettare queste regole nei confronti degli avventori. Ed è stato un fine settimana da tutto esaurito negli alberghi e negli appartamenti del litorale friulano. Difficile trovare una camera libera, una boccata d'ossigeno vera e propria per gli operatori. Sentiamo il vicepresidente di Federalberghi, Enrico Guerin. Abbiamo avuto un'ottima affluenza per quanto riguarda la ricettività alberghiera, dove abbiamo fatto registrare quasi tutto esaurito in molte strutture. Alcune hanno anche avuto il sold out, fortunatamente. Avevamo la festività del Corpus Domini e la fine della seconda settimana di vacanze scolastiche in Baviera e Baden-Württemberg, quindi abbiamo avuto un'ottima affluenza da parte di turisti austriaci e tedeschi in particolare. Con la fine del mese di giugno poi dovrebbe iniziare la stagione, non certo con i numeri a quali eravamo abituati prima della pandemia, ma con numeri ben diversi da quelli dello scorso anno. Le prenotazioni per quanto riguarda luglio e agosto continuano ad arrivare, quindi siamo fiduciosi e guardiamo con un'altra prospettiva rispetto allo scorso anno, l'estate. L'altra faccia del turismo ai tempi della campagna vaccinale contro il Covid, fioccano le prenotazioni per i voli nel sud Italia, fermi al palo invece quelli che portano in Spagna e in Inghilterra. È la situazione che si registra all'Airport Trieste. L'amministratore delegato Marco Consalvo chiede regole certe per i viaggi internazionali. I collegamenti domestici cominciano a crescere abbastanza velocemente. Noi abbiamo attivato gran parte dei collegamenti che avevamo anche negli anni precedenti, soprattutto direzione sud Italia, Puglia, Sicilia, Campania e Sardegna, oltre a Roma, e cominciamo ad avere dei numeri in forte crescita già negli ultimi giorni, e le prenotazioni per luglio e agosto sono sicuramente molto avanti rispetto il traffico internazionale, che è ancora al palo. La situazione ovviamente normativa in riferimento alle diverse restrizioni che i paesi ancora adottano sono sicuramente un freno. Sarà necessario nei prossimi giorni stabilire all'interno della comunità europea delle regole più certe e più realizzabili rispetto a quelle attuali. E ora veniamo al bollettino sanitario. Oggi in Friuli Venezia Giulia su 4.657 tamponi molecolari sono stati rilevati 63 nuovi contagi. Sono inoltre 2.830 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 7 casi. Da segnalare che 39 nuovi contagi sono stati riscontrati tra alcuni gruppi di migranti nelle aree di Gorizia e Trieste. Si registra oggi un decesso, una persona risulta ricoverata in terapia intensiva, mentre i ricoveri in altri reparti scendono a 30.
Ed è un vero e proprio balzo in avanti da parte della campagna vaccinale, 600.000 inoculazioni in una sola giornata in tutta Italia, 90.000 in una settimana in Friuli Venezia Giulia. Un balzo in avanti, come dicevamo, che porta a oltre 250.000 le persone vaccinate in regione. Il Friuli Venezia Giulia viaggia a una media di 90.000 vaccinazioni a settimana. Numeri da record anche nella nostra regione, superiori, anche se di poco, alla media italiana e che hanno consentito finora di rendere immuni oltre 250.000 persone, ovvero quasi un quarto dell'intera popolazione. Inoculate finora 779.000 dosi, sulle 871.000 finora consegnate dal governo. Cifre che fanno il paio con l'ottimo momento che vive l'Italia sotto il profilo della campagna vaccinale, secondi in Europa e con dati che fanno ben sperare nel raggiungimento a settembre dell'immunità di gregge. Solamente ieri sono state oltre 600.000 le dosi inoculate in tutta la penisola. In Friuli Venezia Giulia sono attivi 130 punti vaccinali, ma sono 25 quelli massivi, ovvero quelli che consentono fino a 1.000 somministrazioni al giorno. L'andamento del contagio e anche la decisione di ammettere il Friuli Venezia Giulia nella zona bianca dimostra il lavoro importante che si è fatto nel corso di questi mesi. L'importante è capire che questo non è un dato scontato, è un dato che si guadagna ogni giorno e che ha a che fare con i nostri comportamenti, il rispetto delle misure precauzionali e soprattutto l'adesione alla campagna vaccinale. Il governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, è intervenuto al Festival dell'Economia di Trento sottolineando che l'unità nazionale sta nella valorizzazione del federalismo. Dobbiamo, dice, valorizzare le specificità per trovare una sintesi nazionale. Fedriga ha rimarcato che l'amministrazione regionale ha sostenuto direttamente costi molto rilevanti nell'ultimo periodo per garantire la sicurezza dei cittadini e fornire le migliori cure possibili. Costi che hanno inciso pesantemente sul bilancio del Friuli Venezia Giulia, basato principalmente sulle entrate fiscali del territorio e che non sono ancora stati rimborsati come parte di quelli sostenuti attraverso la protezione civile o dal nostro sistema sanitario che non rientra nel Fondo Sanitario Nazionale. E ora veniamo alla cronaca con il bilancio annuale dei Carabinieri nel corso della giornata che segna i 207 anni dalla nascita dell'Arma, un 2020 segnato dalla pandemia, occhi quindi puntati tutti sugli esercizi commerciali e sulle persone che non hanno rispettato le disposizioni sulla pandemia. 188 persone arrestate, 1.890 delitti scoperti e 9.260 quelli perseguiti è il bilancio dell'Arma dei Carabinieri della provincia di Udine nel 2020, un anno caratterizzato dalla pandemia e dalle limitazioni alla circolazione che ha visto i militari in prima linea nel rispetto dei decreti ministeriali che si sono susseguiti. Attenzione puntata soprattutto nel capoluogo friulano su Borgo Stazione, dove sono stati effettuati 18 controlli straordinari, sanzionati 20 esercizi commerciali, arrestate 2 persone, tra cui un rapinatore, denunciate 60 e 40 sanzionate. Importanti anche le operazioni per disarticolare le reti di spaccio di droga, come quella della compagnia di Latisana, che ha permesso di stanare un giro d'affari di oltre 300.000 euro, con l'arresto di 5 persone e la denuncia di altrettante, tra cui 2 minorenni, o come l'indagine della sezione operativa della compagnia di Udine, che sempre in Borgo Stazione ha consentito di rinvenire 500 grammi tra eroina e cocaina e di arrestare 15 soggetti italiani e stranieri. Infine in primo piano anche la lotta all'immigrazione clandestina con una serie di arresti di passer intenti a trasportare cittadini bengalesi e pakistani spesso in condizioni disumane. E a proposito di immigrazione clandestina, solo nella giornata di oggi in 2 distinte operazioni sono stati rintracciati 30 immigrati a Udine. Nel primo caso sono stati i carabinieri a intervenire alle 9:30 in via Baldasseria Bassa nel capoluogo friulano. Sono stati individuati 6 cittadini maggiorenni e 12 minorenni che avevano fatto ingresso probabilmente ai valichi terrestri di Gorizia e Trieste. Nel secondo caso gli agenti della Polizia di Stato hanno rintracciato 12 cittadini extracomunitari. Tutti sono stati accompagnati alla caserma Cavarzerani e avviati alla quarantena fiduciaria. Atto vandalico contro il primo cittadino di Bagnaria Arsa, Cristiano Tiussi. La sua automobile ieri notte è stata imbrattata con della vernice scura. Il fatto è accaduto
tra le 21:15 e le 22:30, quando il primo cittadino si era recato a Privano, in località Antonini, per seguire un intervento dei Vigili del Fuoco di Cervignano del Friuli e Udine, dopo essere stato chiamato sul posto da un residente per la verifica di alcune situazioni di sicurezza. Si tratta di un bruttissimo atto incivile, commenta Tiussi, il danno, ancora da quantificare, è davvero la cosa minore, e lo spregio alla figura del sindaco che fa davvero male. E ora passiamo a quello che è stato un vero e proprio lutto nel mondo dello sport per la perdita di Loris Dominissini, ex giocatore e allenatore dell'Udinese. Portò il Como in Serie A nel 2000 con un doppio salto e fece esordire un talento friulano come Denis Godeas, che lo vuole ricordare in questa intervista. Dito in Serie A con mister Dominissini in panchina, un tuo ricordo? Devo dire che, visto che la notizia me l'hai data tu, sono veramente dispiaciuto perché, insomma, al di là del fatto che insomma, ho ricordi veramente belli legati al mio esordio di Serie A Como, però siccome avevo avuto il piacere di conoscerlo anche prima, devo dire che sono dispiaciuto per la persona straordinaria, per bene, uno tra l'altro con cui mi sono trovato meglio nella mia carriera, per cui sono veramente addolorato e insomma, faccio condoglianze alla sua famiglia e insomma, mi dispiace veramente tantissimo. Mister Dominissini, che tra l'altro poi negli ultimi anni ha lavorato nei dilettanti, a Lumignacco, poi a Cormons nel settore giovanile. Che cosa puoi dire di lui per quanto riguarda il suo impegno nel calcio? No, posso dire che era una persona che meritava, una persona con talento, perché se è arrivato ad allenare in Serie A, insomma, il talento l'ha dimostrato sul campo, ma soprattutto negli ultimi anni anche con i giovani, quindi sono rimasto spiazzato perché la notizia non me l'aspettavo e sono veramente dispiaciuto. L'impegno corale dei sanitari del distretto sanitario Ovest di San Giorgio di Nogaro dell'azienda universitaria del Friuli Centrale è stato premiato questa mattina nella cornice di Villa Dora con il prestigioso riconoscimento di itinerania. La manifestazione, giunta alla sua 20ª edizione, ha voluto dare merito a tutti i sanitari che si sono impegnati durante il difficilissimo periodo della pandemia. Presenti il sindaco Roberto Mattiussi, il consigliere regionale Mauro Bordin e l'assessore regionale Graziano Pizzimenti. A ricevere il premio la dottoressa Silla Stell. E ora andiamo a vedere quella che potrebbe diventare una vera e propria impresa, quella di Massimiliano Rosso, che è partito oggi da Martignacco e viaggerà in tutti i continenti del mondo in sella alla sua bici. Starà via 5 anni con l'obiettivo di sensibilizzare il pianeta intero sul problema del cambiamento climatico. Sentiamolo. Visiterai luoghi importanti, ti affidiamo un piccolo segno. Grazie. È un portachiavi, ma benedetto, e ti ricorderà Martignacco. Assolutamente. E domandin al Signor che lo benedisse. Massimiliano, per i prossimi 3-5 anni diciamo che questa bicicletta sarà la tua compagna fedele, però ci saranno tante altre persone che tu vorrai incontrare. Dove vai? Oggi Pordenone, domani Treviso, fino a Lisbona, poi Stati Uniti, Canada, Giappone, Australia, Sud-Est asiatico, Turchia e poi rientro in Europa. Senti, un lungo viaggio, per quale motivo? Per il cambiamento climatico, la sensibilizzazione per il cambiamento climatico è un tema che mi sta molto a cuore. È giusto raccontare le storie di altre persone che stanno combattendo o comunque stanno attivamente facendo qualcosa per contrastare il cambiamento climatico. Cosa ti mancherà di più? La famiglia e gli amici. Però tu avrai anche una bandiera, ti hanno donato una bandiera, sì. Porterai il Friuli in giro per il mondo. Assolutamente, quello subito, sempre. Il momento di partire. Ci vediamo fra un paio d'anni. Non è salvo. Dai, su. Non ti preoccupare, Buon viaggio. Godi. Ciao. Vai. Il Pordenone e Lignano continuano l'importante cammino assieme. Oggi è stata rinnovata la convenzione per l'utilizzo da parte del club nero-verde dello Stadio Tegil per i prossimi 3 anni. Nella conferenza stampa indetta a Terrazza Mare, il presidente del Pordenone Mauro Lovisa ha voluto sottolineare il particolare legame che la sua società vuole continuare a coltivare con il territorio e ha rivelato: abbiamo
45 società che lavorano con noi, con la nostra identità, con il nostro stile. Il Pordenone andrà anche in ritiro a Tarvisio dal 12 al 28 luglio. Vogliamo far conoscere tutti i luoghi della nostra meravigliosa regione, ha spiegato ancora Lovisa. Altro omaggio della regione, il colore della terza maglia, ovvero il blu. Concludiamo con un appuntamento per domani sera alle 21 su Telefriuli. Dopo gli episodi di San Giorgio della Rickenfelda di Valvasone e Arzene, il viaggio nel tempo lungo la vita del beato Bertrando approda a Cividale del Friuli. Il progetto teatrale Ludus Bertrandi arriva al suo completamento in riva al Natisone con un docufilm dedicato a una delle figure più importanti del Medioevo friulano, ovvero il patriarca di Aquileia Bertrando, che fu ucciso da una congiura il 6 giugno 1350. Andremo a vedere domani l'ultima puntata dell'opera scritta da Angelo Floramo per la regia di Luca Altavilla. Vediamone insieme un estratto. Ludus Bertrandi, secondo atto, è sempre Vitale da Bologna che racconta 5 quadri e 5 pennellate. La vita che si ingemma sul tronco di una pianta che è sì forte. Si dice che l'artista sia solo uno strumento, un legno che risuona e che sussurra dal passato. E non perché costretti da esterna volontà, chiosando le carte e le pergamene miniate. Non ci sono notizie dell'ultima ora, a me non resta che ringraziarvi per la vostra cortese e fedele attenzione, salutarvi e augurarvi un buon weekend. Grazie, arrivederci.